Oggi nel veneziano a Jesolo il Covid hospital è quasi esaurito. A preoccupare sono gli assembramenti che continuano a caratterizzare soprattutto il fine settimana. Gli effetti del Covid si riflettono nell'aumento di decessi in Veneto rispetto alla media dei 3 anni precedenti. Il numero di morti nelle ultime 2 settimane di novembre è cresciuto del 44%. Il via libera dell'Agenzia Europea per i medicinali al vaccino anti-Covid potrebbe arrivare già prima di Natale. La conferma arriva dal senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Pressione che rimane alta a livello ospedaliero in Veneto, intanto si attendono le misure del governo sul fronte assembramenti, misure che, spiega Zaia, devono essere accompagnate dai ristori. 2 uomini sono stati trovati privi di vita in un appartamento a Robegano di Salzano. Il decesso potrebbe essere avvenuto diversi giorni fa e giallo sulle cause indagano i carabinieri. Un infermiere professionista è stato arrestato questa mattina dopo aver ricevuto una condanna per violenza su minore. Si tratta di un 63enne di Mirano. Operazione da Guinness questa mattina a Porto Marghera, dove è stata sbarcata la più grande e potente turbina a gas mai realizzata in Italia. Pesa oltre 520 tonnellate ed è lunga 13 metri. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli di oggi, lo avete sentito, crescono ancora i contagi di coronavirus nel veneziano a Jesolo, il Covid hospital è quasi esaurito. A preoccupare sono anche gli assembramenti che continuano a caratterizzare soprattutto il fine settimana. Sentiamo. Il coronavirus continua a contagiare sempre più persone e sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Con 370 nuovi contagi giornalieri, l'US4 Veneto Orientale ha appena registrato il numero più elevato di sempre, tanto da aver fatto raggiungere la quasi totale occupazione dei posti letto al Covid Hospital di Jesolo. Abbiamo già iniziato ad organizzare dei posti letto, qualora ve ne fosse la necessità, anche all'ospedale di Portogruaro per ricevere pazienti Covid. In provincia di Venezia ogni 10.000 abitanti si registrano 140 nuovi positivi Covid al giorno. La crescita dei contagi preoccupa anche l'ULSS 3 Serenissima, nei cui ospedali sono attualmente ricoverate 428 persone, di cui 46 in terapia intensiva. L'azienda sanitaria veneziana è impegnata in un'azione che va dal fronte scolastico, con più di 50 interventi e circa 1.500 tamponi negli ultimi 2 giorni, a quello del lavoro. A Porto Marghera la collaborazione con Fincantieri, Comune e Prefettura ha portato a risultati incoraggianti. Siamo passati dalle decine di unità di qualche mese fa alla qualche unità dei giorni scorsi. E questo è dovuto appunto all'attenzione che viene messa all'interno della Fincantieri nel monitorare, nel tracciare i contatti positivi e quant'altro. A non aiutare l'interruzione dei contagi sono viceversa atteggiamenti che riguardano il tempo libero e continuano a verificarsi soprattutto nel fine settimana. Se la gente continua ad assembrarsi, ad uscire, ad andare tutti al bar assieme, succedono le cose che abbiamo visto sabato e domenica scorsa, non si potrà parlare di un rallentamento, ma iniziamo a non vedere veramente la fine di questo fenomeno. All'ULSS 3 gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti del 35% rispetto all'anno scorso ed è un dato positivo. Dovremo, lo dico con molta franchezza, riuscire proprio a portarli a zero questa presenza di codici bianchi nei pronti soccorso, perché sono situazioni, quelle classificate come codice bianco, che possono essere gestite a casa. Gli effetti del Covid si riflettono nell'aumento di decessi in Veneto rispetto alla media dei 3 anni precedenti. Il numero di morti nelle ultime 2 settimane di novembre è cresciuto del 44%. È l'aspetto più drammatico di un'epidemia che al momento ha già provocato circa 5.000 decessi nel solo Veneto. Si tratta dell'aumento della mortalità rispetto a quella che era la media dei 3 anni precedenti l'arrivo del coronavirus. Abbiamo visto che gli ultimi 15 giorni di marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati quelli peggiori per quanto riguarda questo tipo di esito, con un eccesso di mortalità compreso fra più il 38-39% rispetto ai dati dello stesso periodo valutati nei 3 anni precedenti. Nel mese di novembre, nei primi 15 giorni di novembre abbiamo un più 32%
e la seconda metà di novembre 44%. Nel dettaglio, nel periodo marzo-aprile il maggiore aumento di decessi rispetto alle medie degli anni precedenti si è registrato nell'ULSS Scaligera, più 42%, e nell'ULSS Pedemontana, più 33%. I maggiori aumenti a novembre sono stati ancora nell'ULSS Scaligera, più 59%, Berica, più 57% e Dolomiti, più 51%. Viceversa, l'incidenza minore, sia in primavera che in autunno, si è registrata nelle ULSS Polesana e del Veneto orientale. Lì le condizioni di rischio legate alla mortalità sono l'appartenenza al sesso maschile e poi l'età superiore ai 70 anni, concentrandosi soprattutto sopra i 75 anni e sopra gli 80 anni. In quest'ultimo periodo l'incidenza del contagio, vale a dire il più alto numero di positivi, si concentra in una fascia d'età tra i 25 e i 64 anni. Siamo noi dell'età media che contraiamo l'infezione e probabilmente la portiamo agli anziani che poi vanno incontro ai ricoveri e vanno incontro a morte. Il servizio epidemiologico regionale ha anche registrato un aumento di decessi senza una diagnosi precisa di Covid per chi soffre di patologie croniche, in particolare diabete e patologie respiratorie e circolatorie. E potrebbero diventare più stretti i tempi per l'approvazione del vaccino anti-Covid da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali, con un via libera al vaccino già prima di Natale. La conferma è arrivata questa mattina dal senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi. Sentiamo. La bella notizia di queste ore è che sembra che l'EMA possa dare anche all'Europa il via libera al vaccino Pfizer prima del 29 dicembre. Si sta ipotizzando addirittura la data del 23 dicembre, che significa che la prossima settimana potrebbe arrivare l'ok. L'Unione Europea, la Commissione Europea ha già deciso che nel momento in cui l'EMA dà l'ok in 3 giorni, la Commissione Europea darà l'ok definitivo e all'interno di questi 3 giorni i singoli Stati hanno solamente 24 ore di tempo per muoversi. È evidente che se questo avverrà, e speriamo tutti questo avvenga, poi bisogna fare un lavoro poderoso di organizzazione del piano vaccinale che deve funzionare come Dio comanda. Potrebbe partire già, verso alla fine, verso il 10, no? Probabilmente di gennaio, tenendo conto che in alcuni paesi è già partito, perché in alcuni paesi l'ente sanitario ha già dato la propria approvazione, di queste ore l'approvazione negli Stati Uniti, era già stato fatto in Canada, la Gran Bretagna, che ha un sistema di controllo particolare, è già partito la scorsa settimana. Ora bisogna procedere, ovviamente con tutti i controlli, perché il vaccino è una cosa seria, quindi chi si vaccina deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare con tutta la sicurezza e la tranquillità che serve. Pressione che rimane sempre alta a livello ospedaliero in Veneto, intanto si attendono le misure del governo sul fronte assembramenti, misure che, spiega Zaia, devono essere accompagnate dai ristori, come chiedono anche i sindaci. La situazione è assolutamente pesante, 3.324 è un numero importante, cioè voi considerate che sono quasi 7 ospedali grandi di provincia che se ne vanno e sono dedicati, orientati, tutti formatati per il paziente Covid. Non si allenta la pressione sugli ospedali veneti con le terapie intensive che sono in linea rispetto al picco di marzo, ma con i ricoveri in area non critica che sono 1/3 in più rispetto alla prima ondata. E oggi arriva anche un dato molto alto legato ai decessi delle ultime 24 ore, numero che va però letto con una considerazione. Sono 165, ma vi dico, poi fate quello che volete, però l'onestà intellettuale è di dire che qui abbiamo dati caricati tardivamente. Intanto ieri dall'incontro con i sindaci sono emerse posizioni diverse tra i primi cittadini, uniti però da una considerazione comune. Le misure sono direttamente proporzionali alla quantità di ristori che potremmo essere sicuri di avere. Rispetto ad eventuali restrizioni che il governo penserà di adottare, siamo pronti ad assumerle anche noi, chiarisce Zaia, che poi aggiunge. E se non si è fatto, il volo dell'angelo per assumerle, è per un semplice motivo, perché vi ricordate le ultime che ho assunto, senza nessun ristoro. Se invece non c'è una decisione, affiancata dai ristori, è ovvio che si va a una soluzione di minima semplicemente per gli assembramenti del sabato e della domenica. Si attende dunque la decisione del governo che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Non provvediamo ancora
a scelte autonome, per un semplice motivo che è partita un'interlocuzione di tutte le regioni italiane con il governo. Sentendo sia il governo che i colleghi, immagino che la volta di domani una decisione ci sarà. Ed è notizia di oggi che l'approvazione del vaccino anti-Covid da parte dell'Agenzia Europea per i Medicinali potrebbe arrivare entro Natale, anticipando dunque i tempi previsti. Noi siamo qui che preghiamo che arrivino i vaccini, ma preghiamo veramente, perché se arrivano i vaccini almeno abbiamo un raggio di sole in questa tragedia. Ed ora il sondaggio di oggi per voi cittadini. La domanda è regioni e colori. Sistema fallito? Se rispondete sì dovete comporre lo 0422 1626 691 oppure se invece non siete d'accordo 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring in onda in prima serata questa sera. Ed ora siamo alla cronaca. Trovati in casa privi di vita, sembra fossero morti da giorni. La tragedia è scoperta all'ora di pranzo di oggi in un appartamento a Robegano di Salzano. È stato brutto scoprire quello che è successo stamattina. La tragica scoperta all'ora di pranzo qui al terzo piano del Civico 85 della centralissima via 25 aprile a Robegano di Salzano. Sembra fossero morti da almeno 2 o 3 giorni 2 inquilini. Renzo Masiero, 68 anni, compiuti a luglio scorso, e Marco Milan avrebbe compiuto 49 anni a giorni, il prossimo 27 dicembre. La casa è in ordine, nessun segno di affrazione, in apparenza nulla di sospetto. Sotto attenzione degli inquirenti le stufette presenti nell'appartamento. Da giorni, racconta questo ragazzo, uno dei vicini di Pianerottolo, si sentiva un forte odore di gas. Tu hai sentito qualcosa di strano, odori particolari lungo il pianerottolo delle scale? Qualche volta un po' di gas, ma poi tenendo aperta un po' la porta svaniva, quindi non si capiva se fosse per quello oppure per altro. A ritrovare i corpi privi di vita i vigili del fuoco con i carabinieri, allertati da un'operatrice dei servizi sociali che non riusciva a mettersi in contatto con i 2 uomini già da qualche giorno. La casa, di proprietà del comune, fornita dalla cooperativa che li seguiva insieme all'amministrazione comunale, visto che entrambi erano disoccupati e descritti dai vicini di casa come persone molto socievoli. Persone comuni che soprattutto il signore anziano viveva qui, faceva le sue passeggiatine, le pulizie di casa. Sotto sequestro all'appartamento, disposte le autopsie per l'accertamento della causa di morte. Sul poggiolo di casa un fiore e un bigliettino di cordoglio di chi li conosceva anche solo con un semplice ciao. Persone tranquille, mai anche tra di loro andavano pace d'accordo, mai sentito urlare, mai fatto nulla. Mai sentito litigare, che lui litigasse? No, anzi, andavano anche d'accordo. Ed ancora cronaca, infermiere professionista arrestato questa mattina e condannato per violenza sessuale. Si tratta di un 63enne di Mirano. A incastrare il pedofilo le foto e video inequivocabili e raccapriccianti trovati dagli investigatori nel suo cellulare, in particolare nel suo PC, con quasi 1000 file con protagonisti dei minorenni, e dire che inizialmente era stato proprio lui, il pedofilo, a sporgere denuncia per un ricatto che stava subendo, e proprio da qui erano partite le indagini a suo carico. Era il 2012, il pedofilo, un 63enne di Mirano, si era rivolto infatti ai carabinieri del suo comune per denunciare il tentativo di ricatto da parte di una coppia di rumeni, genitori quest'ultimi che avevano chiesto 50.000 euro per non divulgare un video intimo con il loro figlio. Le verifiche dei carabinieri avevano permesso di scoprire ben di più, accertando che il pedofilo, che all'epoca dei fatti era infermiere professionale nonché massaggiatore in un centro medico di Milano, avrebbe approfittato in più occasioni di un ragazzino non ancora 14enne. Nella giornata odierna l'arresto del pedofilo 63enne, condannato in via definitiva per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori. Ora dovrà scontare una pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione. La squadra mobile di Padova ha individuato i responsabili della rapina ai danni di un taxista 58enne. Lo scorso 3 ottobre sono un 38enne con precedenti per rapine e furto e una 17enne, entrambi romeni residenti a Marghera. La giovane si trova in carcere come disposto dal Tribunale dei minori di Venezia perché indiziata di rapina aggravata e porto illegale d'arma. Secondo la ricostruzione degli uomini della questura, i 2 lo scorso 3 ottobre a Padova erano saliti a bordo del taxi del 58enne e la 17enne
17enne ha afferrato la vittima per i capelli e lo ha colpito alla schiena con le scariche elettriche di un taser. Gli agenti della mobile hanno raccolto la testimonianza del tassista e di un testimone, oltre a visionare il filmato della telecamera interna al veicolo. Durante le perquisizioni a carico dei 2 cittadini rumeni, i poliziotti hanno trovato il dissuasore elettrico, lo stesso modello utilizzato durante la rapina, e un giubbotto compatibile con quello indossato dal rapinatore quella sera. Ed i vigili del fuoco sono intervenuti in via Martiri della Libertà, Sant'Angelo di Santa Maria di Sala, per l'incendio della copertura di una palazzina di 8 appartamenti. Nessuna persona è rimasta ferita. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Operazione da Guinness questa mattina a Porto Marghera, dove è stata sbarcata la turbina a gas più grande e potente d'Italia. Un'operazione delicatissima iniziata nelle prime ore della mattina, quella che ha portato allo sbarco a Porto Marghera della più grande e potente turbina a gas mai realizzata in Italia. Si chiama GT36 e si tratta di un prodotto di altissima tecnologia e ricerca ingegneristica sviluppato e realizzato negli stabilimenti genovesi di Ansaldo Energia. GT36 pesa oltre 520 tonnellate, pari a 400 auto, ed è lunga circa 13 metri, quanto un pullman Gran Turismo. Al di là delle dimensioni da Guinness, la turbina sarà l'anima della nuova centrale termoelettrica Levante di Edison a Porto Marghera, che entrerà in funzione nel 2022, diventando così la più efficiente d'Europa. La nuova tecnologia permetterà infatti di abbattere le emissioni di ossidi di azoto di oltre il 70% e le emissioni specifiche di CO2 del 40% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano. L'investimento complessivo di Edison per il rifacimento di Marghera Levante ammonta a oltre 300 milioni di euro. Per Pino Musolino, commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale veneta, la dimostrazione dell'attrattività del polo logistico di Marghera è un passo avanti verso la transizione energetica dell'intera area. E vi ricordo questa sera in prima serata la nostra trasmissione Ring alle 21:15. Mario Conte, sindaco di Treviso, con il bilancio di metà mandato e poi nuovi progetti. Ed ancora alle 21:40 Pietro Bean del PD, il senatore Marco Marin di Forza Italia, Alberto Villanova della Lega e Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto. E poi alle 22:30 Paolo Quaggetto, avvocato di diritto bancario. E questa era la nostra ultima notizia. Vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Cala lievemente la pressione atmosferica, debole perturbazione in transito nella giornata di mercoledì 16 dicembre. Vediamo che conseguenze avrà sul nostro territorio. Iniziamo dal Veneto. Avremo una leggera variabilità con nubi un po' più compatte nelle prime ore e con riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli durante appunto le ore più fredde della giornata. In mattinata poi si potranno avere anche locali piovaschi, in genere deboli e a carattere sparso. Temperature minime in calo tra 1 e 4 gradi, valori massimi invece tra gli 8 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti. In mattinata saranno possibili occasionali piogge, specie sulle pianure. Temperature minime fino a 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, molte nubi, ma nel pomeriggio saranno possibili anche delle schiarite maggiormente soleggiate. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.